Ah vecchio, ce l'hai? Ce l'abbiamo raga, partito. È pesante. È vero che siamo lontani, ma è pesante. Portala, portala. È pesante, vecchio. E niente, raga, pensavo che fosse più grossa, però ci accontentiamo. Minchia, sto congelando da freddo. Sì, beh. Intanto da notare la cannina nuova. Con le Tiger e la pop-up ABBA. Sì, vecchio! Dai. E andiamo! E andiamo alla prima! È arrivata. Che bella specchio! Inguadinata. Bella, bella, bella! Sì. Direi che come inizio non è niente male, no? È bella bella. Nel combattimento. Ci ha dato. Porca! Un bel toretto. Un bel pesce, raga. Che dire? Contenti di partire così al Ghost Park. Oh, bella, eh? E che bel pesce. Guardate com'è chiaro. Uno specchione di tutto rispetto, eh. Compatto. Compatto. Bel pesce, caduto sulle Tiger con una pop-up del 10 ABBA. Che missile. Bello bello. Top. Che dici? Oh, partenza lenta, lenta, lenta. Che ha fatto 3 bip. C'è freddo, c'è freddo. Mangiano con molta calma, sono apatiche. E che dire, come prima va benissimo. Va Aspettiamo molto altri. Va molto bene. Bomba, andiamo a rilascio. Andiamo a rilascio, raga. Qui c'è un freddo cane. Sicuro anche lei ne risente di questo freddo. Ok, vai. Ma che pesce, oh. Oh, è molto particolare, sì. Bella, eh. Grazie bella, mi hai fatto inaugurare le nuove canne. Ciao missile. Ma bella la schiena, poi con le scaglie che aveva. Bel pesce, oh. Futura big. Ci siamo, raga. Abbiamo rilasciato il pesce, ora stiamo riclippando la canna. È mezzanotte. Mezzanotte? Sì. Pensate. Ci proviamo ragazzi, ci proviamo. Dopo quanto? Tre orette? Quant'è? Sono arrivato tardi, ora che ho fatto tutto, forse sì, 3 ore e mezza, 4, dai, senza esagerare troppo. Ed è partito. A cannone, ci ho lanciato su 4 spomb, di cui Forse metà è arrivato sull'innesco, metà spawn. uno è andato a segno, però siamo contenti, dai, siamo contenti. Oh, abbiamo già capito qualcosa, sicuramente per la cosa più importante che è a 130 metri circa. Sì, Quindi 130 metri. metro più, metro meno. Ragazzi, ne approfitto, insomma, voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto sui social, che ci hanno dato qualche consiglio. Vi ringrazio comunque per il support, perché ci fa capire proprio che siete presenti in tutto e per tutto. Quindi grazie a voi. Adesso andiamo a lanciare, speriamo di battere la clip e chissà, magari ci vediamo tra poco da Materassino. Ora di rilanciare la canna. Con questi freddi qui è sempre più difficile. Però Sempre più difficile, soprattutto quando hai la canna nuova. mica poi guardate quanto fumo che. Quando hai la canna nuova e quando non sei pratico di lancio.
tutta la condensa che esce. Fa davvero freddo, ragazzi. Siamo a 0 gradi praticamente. ...130 metri. Epic fail questo, epic fail, ragazzi. Mi sono emozionato. È la pressione, non regge la pressione. 130 metri. Dio, che frustata? Siamo arrivati giusti, dai. Giusti a clip. Va bene, dai. Ci accontentiamo, raga. Va bene. La punta si è mossa bene, ha fatto un buon rumore. Non è facile. Non è facile per raggiungere ancora più metri. Bisogna avere un setup molto studiato, un setup giusto. Ok ragazzi, buongiorno. È il momento della bombetta time. Sapete, io non sono pratico e sinceramente neanche mi piace più di tanto la pesca a bombetta, però ci voglio provare. Vediamo quanto riesco ad arrivare lontano. Speriamo bene. Questa è la lastra di ghiaccio che c'era nel mio secchio stamattina. Vi faccio vedere le nuove presentazioni su questo secchio orribile, sporchissimo, ma tanto il concetto si capisce. Sono 2 spinner, ho tolto il D-rig, quindi ho messo un capello, un terminale, un capello che conosco meglio, senza sperimentare. Qui c'è un po' di tungsteno, semplicemente perché è una pop-up. Questo è l'innesco catturante, quello di sinistra, la Tiger più la pop-upina, e poi ho provato un'aba bilanciata con un piccolo chicchetto di mais e la pop-up sullo spinner. Quindi proviamo questi 3 qua oggi, ci accorceremo e vediamo, insomma. Proverò un approccio differente anche con la pastura e vediamo cosa succede. Bene ragazzi, Andrea non è molto convinto dei suoi spot, quindi si sta cercando insieme al Dipper un paio di spot nuovi. 18 lunghezza e mezzo, ho trovato una piccolissima risalita. Adesso vediamo il lancio. No, zio. Porco Dio. Hai visto? È una bettola sotto bianco. Ci arrivo. Recupero Dipper in corso. Vediamo. Andrea sulla barchetta. Vediamo se riesce a riprendere il Dipper. E ragazzi, intanto ne approfitto per fare cattiva pubblicità a Shimano Spod, Mulinello Shimano Spod. Una merda! Si chiude l'archetto in fase di lancio, mi era già successo. Andrea se n'era dimenticato, ovviamente primo lancio, il Dipper è partito, è scoppiato il filo. Mulinello di merda. Andrea dice ce l'ho, è qua. Vediamo. Tanto la gente che cazzo di barchini de merda vengono sempre più avanti, sti maledetti. E niente raga, Andrea l'ha preso. Diciamo che poteva andare molto ma molto peggio. Quindi niente. Adesso riattacchiamo la canna e lancio io. Andrea è spolpo ragazzi, non ce la fa più, guardatelo, non ce la fa più. Mi fa male la spalla. Non ce la fa più. Cioè, guardate che rig che avevo su, ragazzi. Cioè, quindi non penso sicuramente che il problema fosse l'innesco o il terminale.
In ogni caso cambiamo tutto, cambiamo spot, cambiamo inneschi. Questi sono quelli vecchi, questi sono quelli nuovi. Sempre spinner ma con la microgirella senza la D-rig. E 2 inneschi completamente diversi e uno molto simile, perché comunque la Tiger ce l'avevo giù anch'io. Però proviamo, dai. Ragazzi, è appena calata la canna centrale di Luca. No, appena pasturato come un vigliacco. Io. Sì, ha fatto una calata e poi guardate dove saltano da me, lì davanti proprio, dove ho appena calato a 80 metri. E poi dopo una bella pasturata qui a Luca è partita, ha fatto una calata. Ma questa è la 130? Sì. 134. Ragazzi, io ho calato le canne, mi sono accorciato, c'ho una canna a 70 metri, una a 80 e una a 55, diciamo. Quindi sono corto, molto più corto di ieri, però insomma ho cambiato gli inneschi, ora ho cambiato anche la pastura. Ieri sono andato giù prevalentemente di Tiger, oggi vado giù di palline e pellet e ci proviamo. Un qualcosa di un po' più, non lo so, pesante, qualcosa di un po' più con più nutrienti, diciamo, loro lo sentono sicuramente. Un po' di acqua del lago, un po' di pellet, un po' di palline, ci ho messo dentro 2 Tiger proprio. Prima festa. Prima festa sempre. Buona Bogaro, Polesella. Non so se la traiettoria sarà quella giusta, però per me ci arrivo. Non tanto meno, dai. È qua. 1 metro e mezzo massimo. Ascia. Canne nuove per Luchino, per lanciare le bombette a 160.000 metri. Siamo carichi, signori. Ho fatto l'acquisto. Oh, intanto, Un paio di acqui- quando si dice giornata fortunata, seguimi. 10 cent. Oh! Sarà il numero dei pesci che prenderemo per questa sessione? Pesci da 10 cent. Intanto questi, che sono qua. Intanto, ne salvadanaio del Team FS. Acquisti importanti per il Team FS, canne da lancio, viaggiatori nuovi, tutti di più. Gran cannoni da lancio, anelli Fuji, 13 piedi, 3,75, ma percepiti sono 4 libre, sono dei veri pali. Ieri abbiamo preso una carpa da 12 kg, la canna non si è piegata minimamente, quindi vediamo l'ora di provarle con una bella big e soprattutto iniziare a lanciare come si deve, che comunque già con poco allenamento di lancio 130-140 metri arrivano. Con la bombetta è un po' più difficile, c'è da dire che il mulinello non è proprio quello giusto, porca puttana, sono le Heineken buttate qui. C'è da dire che il mulinello non è proprio quello giusto, il mulinello è un buon mulinello da lancio, un Emblem, però
Possiamo accoppiare con una canna del genere, è consigliabile accoppiarci Un Daiwa Tournament. un Daiwa Tournament, un Basia, insomma qualcosa da lancio che costa come la canna almeno. Ma ci arriviamo. Prime impressioni sulla canna dopo un combattimento e qualche lancio? Ti piace? Una cannonata. Rega, sono Carp Spirit Magnum XLR 13375. Che dire? Ringrazio Pagliarini, Alessandro Pagliarini del negozio Pagliarini Store, perché me l'ha consigliate lui. E una cosa che mi diceva appunto è che qui non paghi tanto il marchio, ma paghi effettivamente la canna, la qualità della canna, a differenza magari di altri marchi dove, come Gucci, stessa maglietta del cinese, quasi, però insomma avete capito il discorso. Quindi Carp Spirit, essendo un marchio relativamente poco conosciuto, comunque non di spicco nel settore del carp fishing, ha ottime attrezzature, qualche canne, o anche fa un po' di minuteria, insomma ho preso anche dei sacchettini per capirci. Qui paghi veramente la canna, non il marchio. Sono molto contento. Adesso cambio bombetta e andiamo al lancio. Poi mi sono preso gli avvisatori, ragazzi, semplicemente i Delkim nuovi. Ci ho già fatto una sessione in canale, molto probabilmente qualche video prima di questo. Già ripreso i carp run, già ripreso tutto, quindi li avete già visti nei video precedenti. Che dire, ormai li conosciamo tutti, sono già fuori da qualche anno. Ho trovato un'offerta importante, sempre da Pagliarini, quindi lo ringraziamo di nuovo. Ha fatto un'ottima promozione, diciamo, e li ho presi subito. 3+1 con i suoi snack bar, con le cover, sia per avvisatore sia per la centralina. E che dire, sopra un nick ci vanno da Dio. Quindi dai, siamo contenti, speriamo di farli suonare qui al Ghost. Ormai la tecnica, io ho proprio l'approccio totalmente differente da quello con come sono partito. Porca puttana, guarda dov'è quello lì col barchino. Sopra. Va là che non sto pescando più a 130 metri, a 120, 110, quello che è. E niente, sono gli olandesi che mi scandagliano la posta, così quasi vado a chiedergli cosa hanno trovato, così conosco qualche spot in più. E va bene, dai. Stavo dicendo, mi sono accorciato molto, comunque non sono più... Intanto lì c'è una bella macchia, dove ho pasturato io, quindi attenzione. Probabile che c'è qualche pesce sotto che mangia la pastura. Appunto sto pescando 1,70, 1,70, 1,80. Dato che ho fatto 24 ore di pesca circa con una linea dai 90 ai 110, ora faccio una linea dai 60 agli 80 e starò così fino a domani. Vediamo se magari nella canna qua a 60 metri, che è la canna di sinistra, magari cambio l'innesco, ci metto una pop-up anche qui. Quello è l'unico dubbio. Pasturato in maniera differente, come ho fatto vedere prima. Invece che Tiger ho buttato giù palline e pellet, quindi un'esca diversa, proviamo, pastura diversa, inneschi diversi, spot diversi e ci proviamo, ragazzi, così possiamo dire di aver provato un po' tutto e rimango ancora fiducioso perché comunque c'è ancora tanto tempo, quindi aspettiamo. Qualche salto c'è stato anche stamattina, meno di ieri sicuramente. Ha messo una gran pioggia per stanotte e domani, tutto domani, infatti sarà un bel problema. Però non abbiamo paura, dai, cercheremo di fare il nostro meglio e di portare un altro bel pesce a guadino. Andiamo al lancio, ripata 31, pasturato come un assassino. Infatti appena finito di pasturare è partita la canna più lunga, che era 34, no, quanto era? 35, vabbè, comunque qualche metro in più. 130 metri. Adesso vediamo se riusciamo a fare un buon lancio con questa bombetta, che non è proprio il top. Però Non la ci inquadriamo. proviamo.
Io non sono pratico di bombette né di lancio, però è una pesca che mi affascina, quindi proviamo. Pian piano. Avete visto insomma nei video precedenti, io sono più uno dalla ricerca dello spot nel sottoriva, però ho preso le canne da lancio, dobbiamo sfruttarle al 100%, quindi vediamo, dai, vediamo dove arriviamo con questo palo. Siamo ancora corti. Eri più lungo prima. La clip è qui, però la lasciamo. Amatriciana. Fanculo le carpe. Frega un cazzo. Come si impegna a fare i piatti omogenei? Che bravo! Che bravo il signorino! C'aveva un po' di pane lì. Il sughetto e via. Roba buona. La schiena. Chissà ragazzi, se riusciremo a prendere un pesciotto dopo il nostro pranzo. Vediamo dai. Siamo sempre fiduciosi. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti tecnici, sia io che Andrea. Tanto qua c'è il taglialegna che non smette da stamattina alle 6. Chissà ragazzi se riusciamo a prendere qualche pesciotto prima del buio, insomma. Vediamo. Speriamo, le dita sono sempre incrociate. Noi siamo qua. Speriamo bene. Proviamo a fare qualcosa di diverso. E niente ragazzi, ho provato a cambiare innesco ancora. Ho tirato fuori lo spinner di rig e ci ho messo una boyless, una pop-up di mainline Scopex Black Current con una spugnetta completamente pop-up. Proviamo a fare cose diverse. Ok ragazzi, voglio dirvi come ho impostato la mia pastura per questi 3 giorni qui al Ghost Park. Sono partito questa mattina con tante tiger e canapa, sperando insomma di avere qualche risposta, non dico subito, però speravo di avere una risposta durante la mattinata, ecco. Questo non è successo, quindi ho voluto dare un'altra bella pasturata col pellet. Il pellet l'ho bagnato precedentemente con l'acqua delle tiger e un po' di acqua del lago per cercare di compattarlo, di scioglierlo un po', ecco. Ho fatto delle belle palle da mettere dentro lo spomb, ho cacciato circa 3 kg di pellet con 2 sessolate di tiger all'interno. Adesso vediamo, insomma, sicuramente il pellet fa una nube molto più veloce, ecco. Quindi niente, cacciato circa una trentina di spomb per 2 canne. La terza canna l'ho lasciata fuori pastura, si può dire. C'è da dire che ieri, dopo veramente poche ore che ero in pesca, ho avuto subito un risultato. Ho lanciato circa, ieri sera ho lanciato circa 4 spomb per canna e se devo essere sincero non so quanti ne sono andati a buon fine, ecco. Che dire raga, la vedo dura, domani stanotte hanno messo pioggia, anche domani. Che dire, non ci rimane molto tempo, insomma ci rimangono circa 18-20 ore di pesca. Chissà, ho voluto abbondare con il pellet, appunto, con la pastura, per cercare di fare un richiamo più veloce possibile. Chi lo sa? Non si sa. Te lo sai? Io non lo so. Ci proviamo, dai, ci proviamo. Mi viene da dire che, insomma, la speranza è l'ultima a morire. In posta 23, cioè totalmente dal lato opposto del lago. Ci sono degli austriaci con il barchino che invadono le poste. He'll beat in your Postengang.
Stai nella tua postazione. Invece loro non capire neanche il loro linguan. Vabbè dai, insomma. Ok, austerici a parte, sono sicuro che non è questo che ci impedisce di far pesce, ecco, anche se li sto stalkerando da quando sono arrivati e non hanno fatto pesce neanche loro. Però almeno rimanessero nella loro posta, mi viene da dire. Niente, direi che il settaggio mi piace, è tutto pronto. Siamo fiduciosi. Che dire, raga, speriamo di vederci con la prossima clip da Materassino o in combattimento con le nuove Carp Spirit. Dita incrociate. E niente raga, qui io mangio un cazzo. C'è un gran freddo, niente libero per noi, 2 stufette e via. Adesso ci spacchiamo la carbonara fatta da Andrea. Un po' di carbo. Chissà raga se riusciremo a prendere un pesciotto prima della carbonara, non sarebbe male. Ieri l'abbiamo presa che era 00:30. Adesso sono le 7:30. Speriamo, abbiamo buttato giù un bel po' di pastura. C'è da dire che nel lago ci sono 5 poste occupate. Vediamo dai, intanto senti come sfrigola il guanciale. Via. La bella calda. A dopo. Nessuna novità per il Team FS. Tanta pioggia, tanto vento, tanto freddo. Le carpe questa notte non si sono viste. Veramente un peccato, però sapete fa parte del gioco. Adesso stiamo smontando le cose superflue, diciamo, staremo qua sicuramente un'altra oretta. Perché in questa ora abbiamo il buco della pioggia, ecco. Però stava piovendo ininterrottamente da ieri sera alle 10:40 fino adesso che sono le 10. Abbiamo un'ora di buco dove poter smontare l'accampamento e poi vediamo se stare qui un altro paio d'ore o no. Le canne sono sempre giù, speriamo bene, insomma, speriamo bene. Non è ancora detta l'ultima parola, anche se sarà molto ma molto difficile, però sempre dita incrociate. Ora siamo pronti per partire e andare a casa al calduccio, sì, al riparo. Se si incina da un pesce solo, però dai, fondamentalmente sapete anche voi, l'importante è avere le canne in pesca, quindi l'importante è calare le canne negli spot, poi prendere il pesce, la ciliegina sulla torta, poi tutto quello che c'è dietro ci fa divertire anche quello, insomma, pasturare, trovare gli spot, stare in pesca, quindi ci siamo divertiti. Abbiamo mangiato bene, abbiamo bevuto, abbiamo dormito, abbiamo provato attrezzature nuove, quindi è andata così, però ci siamo divertiti, questo è l'importante. Abbiamo scappottato con le ABA che hanno catturato, ribadisco, praticamente l'unico pesce in tutto il lago tra tutti i carpisti, quindi doppia soddisfazione ancora, perché le ABA ci portano sempre qualcosa, che poi sia uno, che siano 25, le ABA ci portano sempre qualcosa anche nelle condizioni più difficili e nei posti più difficili. Già, siamo contenti, quindi siamo contenti. Andiamo a casa dai, col sorriso, con pochi pesci, ma Team FS è sempre sul pezzo, sempre ai 2000 giri all'ora. 2000 giri all'ora. Motore su di giri. 2000 giri all'ora. 2000 giri. Vabbè ragazzuoli, come consuetudine noi vi diamo appuntamento sempre un nuovo video, sempre nuovi spot, con nuove carpe e nuove esche. Un saluto raga, Ci vediamo. alla prossima. Ciao.